Esperienze regionali in materia di paesaggio. Questo è il titolo del convegno organizzato dall'Assessorato alle politiche per il territorio della Regione del Veneto. Un'importante occasione per discutere del nuovo codice dei beni culturali del paesaggio e presentare le politiche che la Regione Veneto intende mettere in campo sul fronte della pianificazione. Un tema importante per la tutela e la valorizzazione del territorio veneto, che vede coinvolti Stato e Regioni, i quali, intorno a questo nodo, devono saper costruire un dialogo stretto, come ha affermato Renata Codello, soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso. Bisogna che impariamo tutti quanti a discutere in modo più aperto di questi argomenti, senza separare i compiti istituzionali da quelli che poi invece sono i settori della ricerca, quelli della proposta e anche quelli della critica che possiamo registrare nelle decisioni che si prendono sul territorio. Tutto questo con lo scopo di far crescere un'attenzione, una sensibilità e oserei dire proprio una cultura del territorio e del paesaggio molto maggiori di quelle che abbiamo oggi. Il futuro del Terzo Veneto punta a coniugare natura, cultura ed economia per garantire uno sviluppo sostenibile e allo stesso tempo la tutela attenta del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e naturale della regione. È una linea di lavoro importante che, se da un lato punta a razionalizzare l'uso del territorio, dall'altro non vuole contrastare le esigenze di sviluppo sociale delle comunità e delle imprese, che non possono restare tagliate fuori da un mercato ormai internazionale, come ha spiegato Renzo Marangon, assessore regionale alle politiche per il territorio. La giornata è stata bellissima, le sollecitazioni che sono arrivate dai relatori, in particolare dal professor Restucci e dalla dottoressa Codello, sono particolarmente importanti per noi, ma io sono convinto che nell'elaborare il PTRC faremo quell'opera di ricucitura che viene richiesta da tutti, e cioè dopo il secondo Veneto della crescita tumultuosa, capannoni, villette in modo un po' disordinato, infrastrutture fatte in modo veloce e spesso non razionale, noi ci siamo posti proprio l'obiettivo di ricucire un territorio che ha particolari esigenze ma anche particolari bellezze. La scelta di presentare il convegno presso la Facoltà di Architettura di Venezia è il segnale della stretta collaborazione instaurata fra regioni e università proprio sui temi della pianificazione, della tutela e valorizzazione del paesaggio. Nell'ambito di questa collaborazione nasce il sistema dei litorali, presentato nel corso del convegno dal professor Amerigo Restucci. L'evento sottolineava due cose: uno, il libro che è il frutto di tutta una serie di ricerche che la Regione Veneto e soprattutto l'assessorato al territorio ha portato avanti. Nello stesso tempo venivano illustrato lo stato di elaborazione e di salvaguardia del paesaggio che fa parte proprio delle attività dell'assessorato al territorio.